Per la Smeccaole è stata difficile la ripresa dopo la dura lezione subita al Palamare contro il Padova. Doveva essere la partita della svolta, invece ha segnato un evidente ed inaspettato passo indietro nel processo di crescita Caorlotto, che ha aperto diversi interrogativi, che ha fatto arrabbiare la società ed i tifosi, i quali intravedono nell'atteggiamento della squadra un mancato attaccamento alla maglia. I giocatori sono andati a rapporto dal presidente Massimo Corbetta. È stato un lungo confronto all'interno dello spogliatoio, dal quale si spera siano usciti tutti con le idee più chiare, con la voglia di andarsi a riprendere a Verona quanto lasciato per strada domenica scorsa. Al contrario delle altre partite, non abbiamo giocato migliorando partita dopo partita come abbiamo fatto nelle prime tre. Qui alla prima difficoltà ci siamo un po' sciolti. Volevamo risolvere i problemi forse giocando un po' troppo da soli. Questo ha portato a soluzioni facili da parte di Padova e poi la partita è andata via per conto suo. Certamente abbiamo bisogno di resettare, di rimetterci a lavorare, a fare le nostre cose, a farle meglio, così da sfruttare ognuno dei nostri giocatori per la partita di domenica. Si va a Verona che poi è reduce da una vittoria, magari sotto certi punti di vista anche in attesa. Sì, sulla carta Jesolo era favorita in quella situazione lì, però come in tutti i campionati nelle prime giornate ci sono risultati imprevedibili e comunque noi andiamo a Verona per fare la nostra partita, sapendo che le caratteristiche degli avversari hanno giocatori di esperienza, molti giocavano ad Arzignano nel passato, hanno 3 giocatori specialmente che riescono a prendere molto del peso offensivo della squadra, una squadra forse meno atletica rispetto ai picchi di Bassano o anche qualcosa di Padova, quindi dovremo sfruttare il fatto di riuscire ad andare noi un pochino più sulla gioventù, che ultimamente deve far valere il fatto di essere un pochino più brillante da un punto di vista atletico. Risultati fatti della quarta giornata che ce n'è stato più di uno di imprevedibile. Sì, ma in tutti i campionati, specialmente in situazioni come la C-Gold, dove un paio di infortuni o un paio di situazioni possono veramente mettere in ginocchio la squadra. Vedi Corno di Rosazzo che ha fatto soltanto 40 punti contro Montebelluna, che dovendo fare una buona partita ne ha fatti 50, quindi sono situazioni un po' particolari, però dettate proprio dall'inizio del campionato, che è un po' ballerino per molte squadre. Guardando la classifica siamo sul fondo, a quota 0 ancora, è un po' preoccupato? No, ci sono altre 4 squadre con una vittoria. Io non guardo la classifica non mi dice niente, io devo vedere che cosa fa la squadra per migliorare la squadra. Poi se siamo stati più bravi degli altri avremo la possibilità di muoverci dal fondo della classifica, che fa sempre piacere, considerando gli sforzi che tutta la società fa per allestire anno dopo anno una formazione adeguata.